Ancora un buongiorno e ben trovati da voi la linea, apertura dedicata al primo bilancio semestrale per la nuova Civibank targata Sparcasse, e i numeri sono anche superiori alle aspettative del gruppo Alto Atesino. Questa mattina abbiamo con grande piacere approvato una ottima semestrale. Si tratta di un risultato che nei primi 6 mesi del 2022 fa registrare un utile che rappresenta il miglior risultato della storia di Sparcasse. Già l'anno scorso avevamo fatto ovviamente un risultato che in quel momento veniva considerato un risultato record, quest'anno l'abbiamo addirittura superato. Parliamo di un utile che a livello individuale della banca Sparcasse fa registrare 43 milioni di utile, e per quanto riguarda il consolidato abbiamo due chiavi di lettura. Se andiamo a togliere quelle che possono essere le poste straordinarie che riguardano effetti contabili dell'acquisizione di Civibank, il risultato del consolidato Sparcasse è un consolidato che porta un utile complessivo di 46 milioni di euro. Se invece aggiungiamo anche gli elementi tantum che sono proprio l'effetto contabile dell'acquisizione di Civibank, il risultato si attesta a un utile di 154 milioni di euro. Io preferisco riferirmi chiaramente al dato di 46 milioni perché il dato operativo vero è quello, l'altro è un dato con degli effetti di natura prettamente contabile. Buone notizie anche per quanto riguarda il risultato di Civibank. Anche ieri ha tenuto il Consiglio di amministrazione che ha approvato la semestrale. Anche in questo caso è un risultato che deve essere visto da due punti di vista. Operativamente la banca di Portugal avrebbe chiuso un utile di circa 10 milioni di euro. La necessità però di fare degli accantonamenti che sono il risultato dell'adozione di policy di gruppo Sparcasse che sono maggiormente conservative rispetto a quelle che aveva fino a ieri adottato Civibank, portano a dover fare degli accantonamenti straordinari, e il risultato di natura contabile si attesta con una perdita di 19 milioni di euro. Il messaggio comunque positivo è che sia Sparcasse che Civibank hanno fatto 6 mesi che dal punto di vista operativo sono assolutamente 6 mesi positivi e che pongono le basi per andare verso un futuro virtuoso dove crediamo che entrambe le banche saranno ulteriormente registrate. Noi avevamo già potuto prendere visione nelle scorse settimane del fatto che operativamente i primi 6 mesi di Civibank sono 6 mesi positivi. Il fatto di dover procedere a fare degli accantonamenti per innalzare il livello di copertura del credito deteriorato rappresenta una misura che alza l'asticella della prudenza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono più crediti deteriorati di quelli che erano stati valutati prima esserci anche nel primo trimestre del 2022, sono più o meno gli stessi. Si è solo dovuto adottare una policy che prevede che a fronte di un certo credito deteriorato, che è quello di prima, quindi non ci sono nuovi elementi, si debba cautelativamente fare un livello diverso di accantonamenti in modo tale da preservare il deteriorato dal fatto che possa in futuro creare delle perdite. Quindi sono politiche di maggiore cautela. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le svalutazioni fatte sul portafoglio immobiliare di Civibank, dove anche in questo caso si è dovuto tener conto di politiche di valutazione degli immobili che per quanto riguarda Sparcasse sono anche in questo caso più cautelative. Il comune di Gemona investe sul cammino di Sant'Antonio, in forte ripresa il transito dei pellegrini dopo la pandemia, e sentiamo tutto da Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo in Piazza del Ferro a Gemona, l'assessore alla cultura Flavia Virili è alla mia destra, siamo qua per tirare un po' la linea su quello che è il cammino di Sant'Antonio che comincia a avere numeri importanti, assessore.
Beh, numeri importanti, nel senso che abbiamo superato il centinaio di credenziali, che magari può sembrare poco a qualcuno, invece non è per nulla poco, perché veniamo da un tempo come quello del Covid in cui è anche stato complicato far partire un progetto così ponderoso, ma ce l'abbiamo fatta, l'anno scorso l'abbiamo inaugurato e quest'anno possiamo dare la bella notizia che il cammino è stato inserito nella rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, quindi ha ricevuto dei finanziamenti dedicati e insieme a Romea Strata e al cammino delle Chiese del Natisone si spartisce, diciamo, questa pole position dei cammini friulani. È un riconoscimento molto importante che premia un luogo altrettanto significativo, perché come non mi stanco mai di ripetere, il santuario gemonese è il luogo di culto dedicato a Sant'Antonio più antico al mondo. Questo grazie alla lungimiranza dei fraticelli che nel Medioevo, prima che fosse aperta al culto la Basilica di Padova, decisero di intitolare quella chiesetta che Sant'Antonio, presente qui come ministro provinciale, chiese loro di costruire e dedicare alla Beata Vergine delle Grazie, fu appunto intitolata a lui. Quindi una lungimiranza che oggi paga con un luogo così importante, dal quale si è deciso di far partire questo cammino che porta a nord di fatto di un percorso che unisce tutta l'Italia nel nome del Santo. In chiusura di collegamento dobbiamo dire da dove arrivano i pellegrini. I pellegrini arrivano un po' da tutta Italia e anche dall'estero. Questa è una cosa molto importante. Sicuramente siamo agli albori. Appunto, ripeto spesso, Santiago per diventare quello che è diventato ci ha messo 10 anni per entrare a regime. Perciò bruciare le tappe in un progetto di questo tipo è impossibile. L'importante è crederci e avere risposta dal territorio, che deve appassionarsi, accoglierlo come un figlio, questo cammino che adesso è effettivamente come un bambino all'asilo, va preso per mano e guidato. E noi non ci stanchiamo di farlo. La comunità dei frati qui è attivissima e la regione, Promoturismo, i frati della Basilica di Padova, l'Università di Udine, tutti insieme stiamo lavorando per renderlo sempre più importante e anche presentare gli studi che non ci stanchiamo di fare sull'origine di questo culto e sull'importanza della presenza antoniana e francescana nella nostra regione, oltre che a Gemona. E tant'è che in autunno andremo a presentare un volume, il secondo di una trilogia che si completerà il prossimo anno e che testimonia fatti importanti, per esempio l'aver reperito il manoscritto originale che attesta la dedicazione del 1248 che lo rende appunto il luogo più antico, quindi c'è molto da raccontare, da scoprire e da diffondere. Grazie a Flavia Virili, assessore alla cultura per il comune di Gemona, a voi la linea. E grazie a Daniele Paroni per questo collegamento. Ci spostiamo da Gemona a Lignano, dove la scienziata Ilaria Capua ha presentato al Palapineta il suo ultimo libro, Il coraggio di non avere paura alla pandemia, vista da una stella, edito da Solferino. Un altro tutto esaurito agli incontri con l'autore e con il vino di Lignano promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio presieduta da Giorgio Ardito. Ieri sera una delle più influenti scienziate italiane, Ilaria Capua, ha presentato al Palapineta il suo ultimo libro, Il coraggio di non avere paura, la pandemia vista da una stella, edito da Solferino. Perché l'attacco di un nuovo virus è stato sottovalutato ed è potuto diventare una pandemia con conseguenze drammatiche in tutto il mondo? E che cosa ci ha insegnato questa emergenza planetaria sulla cura dei più fragili, sul rispetto per l'ambiente e sulle difese sanitarie tra malattie trasmissibili e nuovi vaccini? Ilaria Capua intreccia le sue meditazioni personali e le sue riflessioni pubbliche sulla crisi che ha coinvolto la vita di tutti e come in un diario rievoca il pericolo a lungo trascurato, gli eventi passati, dall'entusiasmo di Parini per il vaccino contro il vaiolo al negazionismo, richiama le conseguenze sul pianeta, l'inquinamento e gli effetti sulla biodiversità e l'importanza del comportamento e della responsabilità dei singoli nell'adottare nuove abitudini per il bene di tutti, con l'obiettivo di capire come trovare un nuovo equilibrio, perché sono millenni, scrive, che l'Homo sapiens si evolve e si reinventa e anche in questo caso saremo in grado di fare lo stesso solo se apriremo bene gli occhi e avremo il coraggio di fare un po' di autocritica. A fine incontro, in degustazione, la ribolla gialla spumante dell'azienda agricola Obiz di Cervignano. È tutto per questo appuntamento con A Voi la Linea, che torna lunedì alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, arrivederci.